Guardate che a Venezia c'è una città che forse insegna al mondo intero come si fa l'ospitalità e come si fa la gestione della ristorazione. Siamo i primi a essere interessati a far fuori, a eliminare proprio commercialmente questo tipo di azioni, questo tipo di situazioni assolutamente scorrette. Fosse per me quell'osteria sarebbe già chiusa, assicura il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Abbiamo fatto il possibile per garantire giustizia nel rispetto della legge, ma non si dica che quella dello scontrino da 1.100 euro è una vicenda rappresentativa della ristorazione a Venezia, perché non è così. Siamo andati con gli organi competenti, abbiamo fatto un'ispezione, abbiamo elevato delle multe abbastanza elevate. Diciamo che mi sarebbe piaciuto di più verificare la truffa, però ci vuole una denuncia per fare questo, non è che uno fa giustizia come vuole. Le scuse, riconosce Brugnaro, sono comunque dovute da parte della città ai 4 ragazzi vittime dello spiacevole episodio. Ne conviene l'associazione veneziana albergatori che, dopo aver offerto ai malcapitati un weekend gratuito in un albergo di lusso, ha inviato una lettera di scuse all'ambasciata giapponese a Roma. Ai ragazzi dico soltanto, li chiamerò per sentire anche com'è andata, anche perché voglio chiedergli come mai hanno fatto strisciare una carta di credito con 1.000 euro per 4 bistecche. Sono ancora interessato a capire come hanno fatto. Sono giapponesi, siccome io adoro il Giappone, con sincerità, insomma, se è così, è data come ce la stanno raccontando, evidentemente bisogna chiedergli scusa, insomma. Purtroppo lo faccio a nome di uno stupidino, insomma.